519 sequenziazioni, 17 varianti, 4 da monitorare, tra queste quella inglese e la brasiliana. In Veneto non c'è traccia al momento della sudafricana. Sono i risultati del lavoro di analisi del virus da parte dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. La variante inglese presente in regione al 17,7%, la stessa media nazionale. È sicuramente la più contagiosa, ma non ci sono evidenze scientifiche che sia più aggressiva e quindi più pericolosa, se non nella misura in cui ha una capacità di diffusione superiore al 50% delle altre. 2 casi di brasiliana sequenziati, uno in provincia di Padova ed uno in quella di Venezia. Qual è la prospettiva? Quando è che queste varianti si esauriranno esaurendo il virus? Si esauriscono appunto man mano che si esaurisce il virus, cioè più il virus circola, più è diffuso e più è facile che emergano delle varianti e che un po' alla volta diventino prevalenti. Più si riesce a contenere il virus, quindi minore è il numero di casi e minore è la probabilità di avere delle varianti. Quindi bisogna fare uno sforzo per tenere il virus il più lontano possibile. Assolutamente, secondo me questo è l'ultimo miglio, è il momento in cui bisogna fare lo sforzo che sarà finalmente efficace, perché l'epidemia è in una fase calante e quindi in questo momento se noi riusciamo a contenere, ad evitare ulteriori ondate e a vaccinare, sicuramente nel giro di qualche mese usciremo da quest'incubo. Io non parlerei di lockdown, bisogna mettere in atto delle misure di contenimento, quindi le zone gialle rafforzate, le aree arancioni, cioè cercare di ridurre la circolazione del virus riducendo i contatti fra le persone. Non parliamo di lockdown perché il lockdown è quello che abbiamo fatto in primavera scorsa e non è certo questo il momento di ripetere quel tipo di misura. Allora, sicuramente i vaccini ad oggi approvati sono efficaci nei confronti della variante inglese, che è quella attualmente più diffusa in Italia, quindi non c'è un problema, diciamo, di tenuta di copertura vaccinale. Ci sono dei dubbi relativamente alla variante brasiliana, non perché il vaccino non sia efficace, ma potrebbe essere meno efficace verso questa variante, quindi è estremamente importante contenerla ed evitare che si diffonda. E potenziare il vaccino magari? Questa sarà una futura opzione nel caso in cui ci fossero veramente dei dubbi rispetto all'efficacia del vaccino, ma oggi il vaccino funziona, ripeto, in Veneto oggi abbiamo trovato 2 casi di variante brasiliana, quindi non c'è assolutamente un allarme variante brasiliana, dobbiamo contenerla ed evitare che si diffonda e i vaccini in questo momento sono assolutamente efficaci.